Acireale e Città di Messina, uno di fronte all'altro per il terzo turno di ritorno del girone B del campionato di eccellenza. Subito le formazioni: Acireale che si schiera con Arcoria, Sardo e Maimone, Truglio di ritorno dall'infortunio, poi Raneri e Cocuzza, Barberi, Messina, Frittita, Sinatra e Scirè. In panchina non c'è mister Ricca, squalificato dopo la giornata difficile di Castelbuono, e quindi va in panchina Zanghi, e con lui ci sono Dario Linguaglossa, Cantarella, Gatto, Godino, Parachi, Bonnici e Rondine, un giovane che fa il suo esordio con la maglia della prima squadra. Risponde il Città di Messina con Trovato, Busà e Fleri, Munafò, Iovine e Fragapane, Giordano, D'Arrigo, Matera, Trovato e La Rocca. In panchina con mister Lucio D'Andrea ci sono Bille, D'Angelo e Schiera, Ballarò, Mazzullo, Gartai e Visconti. Arbitra il signor Fantaccione della sezione di Palermo, assistito da Parrinello e Lambiase, anche loro. È cominciata subito la partita. Palla scodellata in profondità dove anticipa a tutti però la difesa accese, poi il tiro dalla grandissima distanza trova le mani di Arcoria. Palla che ci viene fatta filtrare in area di rigore, il cross, poi c'è il gol, ma è tutto fermo perché il direttore di gara ha visto il guardalinee, il signor Lambiase di Palermo, che ha segnalato un fuorigioco francamente molto dubbio, anche perché il tocco del giocatore che aveva messo in movimento l'attaccante accese, che poi ha effettuato il cross, sembrerebbe essere stato effettuato addirittura da un giocatore del Città di Messina. Palla larga alla ricerca di Maimone, controlla bene il pallone, salta un avversario, serve tra le linee, un giocatore, Frittita, intanto Frittita, il pallonetto di Frittita, palla in rete! Palla in rete! Frittita ha portato in vantaggio l'Acireale al quarto d'ora del primo tempo. Grande azione corale della formazione granata con l'assist finale al volo che ha smarcato Frittita solo davanti a Trovato, e Trovato è stato superato da un delizioso pallonetto. Palla in rete e Acireale 1, Città di Messina 0. Cerca di liberarsi del pallone, lo fa cedendo dietro a Truglio, lo scambio ancora tra Truglio e Maimone, poi un fallo da dietro su Truglio, calcio di punizione, cartellino giallo e il primo della partita per La Rocca. E Maimone sembrava essere intervenuto in netto anticipo a coprire il pallone rispetto all'attaccante messinese. Viene ammonito anche Maimone per proteste, ci riesce, aspetta il piazzamento del suo, palla in profondità, svirgolata, Frittita all'occasione di tirare, la conclusione parata da Trovato. Qui francamente ci sembra molto discutibile la segnalazione del signor Lambiase di Palermo, che francamente segnala il fuorigioco su un tocco di un avversario, che ha messo in gioco un avversario che veniva da dietro. Aspetta il piazzamento dei compagni, palla scodellata lunga, tirato a terra Scirè. C'è calcio di punizione e ammonizione, per Scirè, addirittura simulazione fischiata al giocatore in maglia numero 11. E il direttore di gara preferisce mandare tutti negli spogliatoi e stemperare gli animi. Finisce il primo tempo con l'Acireale in vantaggio per 1-0. Il gol al quarto d'ora di Frittita. Poi tanto gioco per l'Acireale, ma poche conclusioni in porta. Va bene così per i colori granata. Acireale 1, Città di Messina 0.